Sono qui per aiutare altre donne che stanno lottando contro il tumore al seno. Siamo qui tutte quante, questo Mare Rosa, per aiutare loro e la prevenzione e la ricerca. Un applauso a queste donne, sono tante, si vedono, eccole qua. Da ora parte il minuto, grazie, silenzio. Grazie, noi non ci fermiamo davanti a niente. Per me è il secondo anno che la faccio ed è molto bello il percorso e quest'anno ho voluto che Gioia mi facesse compagnia. È giusta, è una giusta causa. Complimenti, sono contenta di esserci. Sabrina? Gloria. Da Dio, molto bellissimo. bene. In piena forma. Da Villanova di Fossata di Portogruaro e questa è la nostra prima uscita ufficiale del nostro gruppo. Eleonora, Marta, Michela e Anastasia, ciao! Dai, lei oltre che una podista è anche un'attrice, per cui forse è più adatta di me a parlare. Però adesso non ho il fiato per parlare. Passo e chiudo. È una bellissima esperienza, specialmente vissuta da tutte queste donne e principalmente anche da chi come me ha esperienza diretta per questo problema che ha colpito noi tutte le donne. E quindi ringrazio chi la sta organizzando, bellissimo vedere tutte le età, l'emozione, il modo di partecipare, tutto è veramente unico, col sorriso. Viva le donne! Bellissima, emozionante. Noi donne quando siamo insieme facciamo e spacchiamo il mondo come sempre. Bello, bellissimo, una cosa meravigliosa. È bello vedere tante donne tutte insieme. È un bel percorso, è organizzato bene, complimenti agli organizzatori. Stiamo correndo per una giusta causa. Corri Rosa! Corri Rosa!
un'emozione vedere queste donne arrivare in 6.000, dalla bambina piccola alla mamma, alla nonna, alla bisnonna, abbiamo anche una signora straniera che arriva dalla Spagna. Un'emozione fortissima, non ci sono parole, veramente è difficile spiegare quello che provo perché è veramente fortissimo. Grazie Corri Rosa! 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 Grazie alla Corri Rosa.